A terra, lungo via Granatieri di Sardegna, ancora i vetri dei finestrini mandati in frantumi nella notte tra lunedì e martedì, segno evidente dei vandalismi che hanno coinvolto non solo questa strada, ma anche via Pirandello, via Casoni, via dei Dogi della Serenissima. Alla fine saranno una ventina le denunce presentate dai moglianesi ai carabinieri. Il vetro anteriore, destro, sono 200 euro adesso di franchigia. Dai. Hanno rubato un sacchettino con i soldini per i carelli e basta. Ma è successo ad altre macchine qui in zona? 4-5 macchine, In una... anche là in fondo. In via Granatieri almeno 6 le auto prese di mira con le medesime modalità, vetture di residenti ma anche di chi era solo di passaggio, come nel caso di un ragazzo in visita alla fidanzata che vive qui. Il finestrino anteriore destro, come tutti, sempre lo stesso finestrino, più o meno a tutta la via. E hanno portato via qualcosa? Dove hanno trovato, hanno portato via. Da Matteo, no, non aveva nulla fortunatamente. Quindi furti o vandalismi secondo lei? Vandalismo sicuramente, a scopo di furto. Pochi metri più in là, in via dei Dogi della Serenissima, altro raid, anche qui i vetri a terra nel parcheggio vicino al parco. Due auto. Hanno solo fatto vandalismi? Solo vandalismo, sì, perché alle 3 di mattina ho aperto la porta e fatalità sono scappati. La sensazione è che si sia trattato di vandalismi ad opera forse di giovanissimi. Ragazzetti, sì. Ragazzetti, vandali, ecco. Sono cosa fare. Non è un bel vivere. Non è un bel vivere. Non è da abituarsi, bisogna chiudere questi ragazzi qua. Se saranno ragazzi